Buonasera. Buonasera a tutti, stasera su Strike Locale abbiamo l'onore di avere di nuovo come ospite Giovanni Cecini, che per la seconda parte ci parlerà del libro che ha avuto molto successo, non solo sul mio canale, che abbiamo fatto quasi 3.000 visualizzazioni, che sono tante, insomma, in rapporto agli iscritti del canale, però anche nelle librerie, insomma, un libro che sta vendendo perché la storia del fascismo interessa a molta gente, anche le puntate, il ciclo di puntate che per Storia Locale stiamo facendo sta davvero interessando molte persone che mettono commenti e fanno tutto. Noi nella prima parte abbiamo parlato di diversi gerarchi. Ora, per non sovrapporci, per non parlare sempre degli stessi, abbiamo cambiato la scaletta prendendole sempre dalle macro aree che Giovanni fa, i quadrumviri, i puristi, i calcolatori, gli ideologi, gli estremisti, gli imperialisti e i militanti. Io inizierei dai quadrumviri parlando di Michele Bianchi. Prego Giovanni, Michele Bianchi. Buonasera a tutti quanti, io ringrazio per l'invito, sono contento che la diretta precedente abbia suscitato un grande interesse, quindi diciamo è di stimolo per fare ancora e fare meglio. Entriamo subito nel discorso. Michele Bianchi, come ho avuto modo di scrivere anche nel mio volume, rappresenta un po' un elemento, un nervo scoperto, nel senso che quando in genere si enumerano i 4 quadrumveri, tendenzialmente lo si dimentica sempre, quello che esce per quarto, se ci si ricorda di lui, perché già si parla di Balbo, De Bono sono i più gettonati, poi De Vecchi, e poi dice ma il quarto chi era? Un po' perché appunto ha un nome comune, Bianchi, che diciamo è indistinto rispetto agli altri nomi più blasonati, più diciamo anche più ricorrenti nella storia del fascismo. Ma Bianchi ha rappresentato sicuramente un elemento importantissimo, non fosse altro perché tra l'altro è stato anche il segretario del partito nazionale fascista, anzi potremmo dire che è stato il primo segretario effettivo, perché appunto il partito nazionale fascista, che è nato diciamo con una lunga evoluzione anche ordinamentale, appunto un movimento che poi appunto si è dato un assetto un po' più organico, e Bianchi quindi rappresenta non solo l'anima, una delle anime più battagliere del primo movimento e poi del partito fascista, ma rappresenta in qualche modo anche un ideologo, un dottrinario. Infatti lui, che era piuttosto in là con l'età, perché era del 1882, quindi arriva alla Marcia su Roma, che ha 40 anni suonati, e vi posso garantire che 40 anni all'epoca, diciamo, si era praticamente vecchi, nel senso che per un discorso anche legato al movimento fascista come un movimento di giovani reduci, di esponenti che in qualche modo si collocavano tra i 20 e i 30 anni di età, quindi diciamo se uno paragona appunto un Bianchi con un Balbo, c'era una differenza generazionale non indifferente. Poi per carità, gli altri due quadrumviri, ossia De Vecchi e De Bono, non che fossero più giovani, appunto, non ci sono De Vecchi era dell'84 e De Bono mi pare addirittura del 66, quindi non è che fossero giovincelli. Però è l'elemento interessante di come un personaggio come Bianchi potesse, nonostante appunto i 40 anni, rappresentare un elemento di grande importanza, e appunto di importanza come peso specifico, perché poi sappiamo che sia De Bono che De Vecchi poi in realtà entrarono all'interno dell'economia del movimento e poi del partito, diciamo, in maniera defilata, in maniera complementare. Mentre Bianchi, che in qualche modo aveva seguito un percorso molto simile a quello di Mussolini, perché Bianchi partiva da posizioni
socialiste, da posizioni sindacaliste che era ancora, cioè oggi uno non ha il concetto di come poteva essere il sindacalismo 120 anni fa, però parliamoci come all'inizio del Novecento, i primi anni, almeno fino alla prima guerra mondiale, ma ancora nell'immediato dopoguerra, il sindacalismo era qualcosa che era ancora più battagliero, più rivoluzionario dello stesso Partito Socialista. E quindi abbiamo una sorta di porta girevole per Bianchi all'interno dei movimenti del partito socialista, diciamo, canonico, possiamo dire, e da altre attività fiancheggiatrici che in qualche modo captavano le istanze dei lavoratori e in qualche modo le andavano a canalizzare all'interno di azioni più o meno rivoluzionarie. Poi questo ovviamente si va a inserire anche all'interno del variegato mondo del socialismo italiano. Pensiamo appunto come la sinistra italiana nella sua storia ha avuto una forte varietà, una polarizzazione, possiamo dire addirittura di anime tra riformisti, rivoluzionari, correnti più aperte al dialogo, correnti meno aperte al dialogo, e quindi capiamo bene come l'andamento e le geometrie variabili che si potevano collocare nel mondo di quella sinistra di 120 anni fa, ebbene rappresentavano una entità molto, molto variegata, ma allo stesso tempo molto dinamica. E in questo dinamismo si colloca sicuramente Bianchi, che appunto lui, che era calabrese, che fa tutto un percorso anche, potremmo dire, geografico non indifferente, arriva a Roma per il desiderio di studiare, si iscrive alla facoltà di legge, poi inizia un percorso nel giornalismo, e in questo senso troviamo un filo rosso di come molti degli esponenti di punta, ma non solo, del fascismo possano aver avuto i propri inizi nel giornalismo e nel giornalismo politico, quindi quello legato appunto alle istanze delle classi operaie, delle classi proletarie. E quindi è anche un elemento che ci caratterizza le varie provenienze di questi gerarchi e più in generale degli alti vertici del fascismo, appunto chi proveniva dal reducismo, chi proveniva dal mondo conservatore, chi veniva appunto, come nel caso di Bianchi, da un discorso di tipo sociale, rivoluzionario, e quindi anche filtrato dal contesto del giornalismo. E Bianchi lo troviamo in tutta una serie di attività ai quattro capi dell'Italia, possiamo dire, perché diciamo, è un girovago, passa attraverso numerose camere del lavoro, di cui egli cura anche spesso e volentieri le testate, i fogli di propaganda, i giornali, che in qualche modo lo caratterizzano come un trascinatore, come appunto un ideologo, e questo sarà molto importante anche per il percorso che verrà ad essere costituito in simbiosi con Mussolini, appunto la adesione, la collaborazione per esempio con l'Avanti, quindi con la testata ufficiale del Partito Socialista, ma non solo, con tutta una serie anche di altri fogli minori che in qualche modo andavano a trovare, a cercare le istanze locali di determinati settori. Pensiamo appunto a quello prettamente agricolo, quello operaio, quello legato a varie manifatture che potevano essere in diverse località d'Italia. E in questo senso troviamo Bianchi come, ripeto, come complementare, come un elemento di collegamento tra alcune istanze che appunto sono poi quelle di Mussolini che in qualche modo ha l'interesse a recepire più stimoli, appunto Mussolini, la cui formazione intellettuale è assai variegata, appunto egli leggeva un po' di tutto, poi che queste letture non fossero poi suffragate da un'adeguata organicità, quello è un altro discorso, come sappiamo, però diciamo sicuramente la necessità di trovare degli esponenti come Bianchi, che sicuramente aveva
una grande onestà intellettuale, questo bisogna dirlo. Bianchi credeva molto in quello che faceva, poi che fosse positivo o negativo, quello è un altro paio di maniche, però diciamo che sicuramente aveva, come disse, come disse lo stesso Balbo, aveva la febbre della politica perché appunto ci credeva, perché comunque si spendeva in ogni circostanza. Tra l'altro aveva una salute malferma, diciamo, la sua vita fu condizionata da alcune patologie che in qualche modo si andarono a aggravare anche nel periodo della Grande Guerra. Quindi diciamo che Bianchi, che appunto, ripeto, morirà abbastanza presto, morirà nel 1930, quindi è un personaggio che in qualche modo ha segnato i primi anni del regime fascista, e in qualche modo questa sua morte nel 1930, che è stata comunque intercorsa, cioè il periodo intercorso da importanti incarichi anche di governo, è stato sottosegretario al Ministero dell'Interno, è stato sottosegretario al Ministero dei Lavori Pubblici, non senza aver comunque fatto parlare di sé, perché poi alla fine sappiamo come il rapporto tra esponenti di punta del fascismo e i loro feudi è un elemento che purtroppo ha caratterizzato anche con delle clientele diciamo più o meno variegate. Questo è un particolare che ci porta a andare un po' anche a rompere con quel luogo comune della onestà del fascismo, del fatto di essere stato un regime negativo in tante cose, ma che poi non ci fosse la corruzione. La corruzione era estremamente diffusa e cosa molto, e anche accettata dallo stesso Mussolini come arma di ricatto. E lo stesso Bianchi comunque in qualche modo, diciamo, seppur diciamo non spinto da interessi economici personali, comunque diciamo che curava bene i suoi interessi in Calabria, tant'è che appunto poi dopo, e questo è un elemento che lo contraddistingue, ancora oggi in molte località, soprattutto della Calabria, esistono una toponomastica delle strade, dei luoghi a lui ancora dedicati. E questo è interessante, di come se per la stragrande maggioranza dei gerarchi che magari erano morti durante il periodo fascista, pensiamo a Costanzo Ciano, tanto per fare un nome, ecco, che hanno avuto l'onore all'epoca di aver dedicate delle strade, delle piazze, dei monumenti, degli arredi urbani, e che poi sono stati sostanzialmente stati oggetto di damnatio memoriae. Pensiamo appunto alla piazza retrostante il Parlamento italiano, che oggi si chiama Piazza del Parlamento. Durante la Seconda Guerra Mondiale, visto che Ciano, Costanzo Ciano morì nel 1939, fu per pochi anni, per 5 anni, dedicata a Costanzo Ciano. Poi ovviamente nel 1944 venne, diciamo, completamente diciamo, tolta tutte le toponomastiche legate al fascismo, e quindi anche piazza Costanzo Ciano venne ribattezzata come Piazza del Parlamento. Invece nel caso di Bianchi ancora oggi ci sono numerosi luoghi a lui dedicate, soprattutto a Belmonte Calabro, dove egli ebbe i natali e dove si occupò di alcuni miglioramenti con un acquedotto e varie altre attività di ordine civile. Quindi per concludere la brevissima, perché appunto non vuole essere esaustiva, ma vuole in qualche modo inquadrare ciascuno dei personaggi di cui parliamo all'interno di un percorso, come dicevo, in cui l'elemento individuale ci va a raccontare, ad essere un tassello di un discorso più generale. Poi ovviamente, per chi fosse interessato, c'è il mio libro I gerarchi fascisti, quindi in cui faccio una analisi un po' più ampia di questi personaggi. Ma Bianchi, ripeto, io lo trovo un personaggio particolarmente affascinante, appunto proprio perché
minato sempre da questa salute malferma, con un grande ascendente nei confronti di Mussolini. Mussolini lo teneva in grande considerazione soprattutto perché sapeva che non gli poteva fare ombra, e questo è un elemento interessante, anche nella psicologia di come Mussolini si scegliesse i collaboratori. Mussolini sceglieva i propri collaboratori perché spesso perché erano incapaci, e questo diciamo lo portava a utilizzarli, o spesso, ancora spesso, perché magari erano capaci, perché erano sicuramente di grande valore intellettuale, dottrinario, eccetera, ma che però con l'attenuante che non fossero troppo ambiziosi. Ecco, Bianchi, nonostante le sue debolezze, diciamo, sicuramente era tra i meno ambiziosi, e in qualche modo anche il fatto di mantenne un buon nome di sé anche nei periodi successivi, e i suoi eventuali nemici che si era creato, perché comunque alla fine durante il regime i nemici te li fai sicuramente, sicuramente fu quello meno chiacchierato, meno oggetto di recriminazioni dell'epoca, coeve e anche successive. Ok, benissimo. Stando sempre nella stessa macroarea, Cesare Maria De Vecchi, un breve flash. Sì, allora Cesare Maria Vecchi è molto noto, diciamo, è stato oggetto anche di tante considerazioni. Io appunto mi limito a voler diciamo ricordarlo con un'analisi sul suo percorso. Allora, lui intanto era piemontese, quindi aveva sicuramente un pedigree diverso da molti altri, tant'è che appunto era legato moltissimo sia alla corona, al trono sabaudo, sia alla Chiesa, tant'è che visto che su di lui si fece molta ironia per più o meno diciamo giustificata, veniva considerato poco intelligente, anche se poi in realtà aveva 2 lauree, era un edotto, era molto studioso, però molti lo accusavano, dice è un erudito, però in realtà poi non si sa avvalere di tutta questa erudizione, è un'erudizione poco pratica, però diciamo in qualche modo comunque egli, diciamo, comunque era anche avvocato, quindi diciamo era un personaggio sicuramente di grande acume. E era legato anche molto alla Chiesa, come dicevo, tant'è che appunto molte di queste ironie che sarebbero state, sostanzialmente, poi se uno legge, per dire, il diario di Ciano, è oggetto di 1000 sberleffi, di 1000 battute, di 1000 barzellette, tant'è che appunto veniva chiamato il quadrupede della marcia su Roma, oppure appunto, visto che aveva questo doppio nome Cesare Maria, dice al Quirinale lo chiamano Cesare e in Vaticano lo chiamano Maria, per enfatizzare questa doppio elemento di sacro e di profano. Ebbene, nonostante questo, appunto, comunque Cesare Maria De Vecchi ha rappresentato un punto importante, seppur, ripeto, con tutte le sue, anche nel suo caso, le sue debolezze all'interno del regime fascista. Rappresentava, lui non era ovviamente legato ai socialisti, non era legato al sindacalismo, non aveva un suo retroterra politico, culturale come poteva essere quello di Bianchi, anzi aveva, possiamo dire, era agli antipodi. Lui era il rappresentante di una medio-alta borghesia piemontese che in qualche modo era legata a filo doppio anche con l'industria, pensiamo appunto all'industria piemontese, agli Agnelli, alla Fiat, quindi con un interesse legato alla lotta semmai contro le istanze del proletariato, delle classi meno agiate, e questo fu un altro importante tassello che si andò a
unire diciamo, al grande carrozzone che fu il fascismo. Cesare Maria De Vecchi rappresentava sicuramente quell'anima conservatrice, quell'anima che in qualche modo poteva fiancheggiare il movimento e poi il partito fascista attraverso un bacino di interessi, un bacino di istanze che erano legate appunto alla conservazione, al mondo conservatore. In più egli, che era stato anche un importante ufficiale durante la Grande Guerra, tant'è che aveva ricevuto anche diverse decorazioni al valor militare, tant'è che venne poi aggiunto al suo cognome il suffisso di Valcismon, proprio in ricordo di alcune sue azioni nella Valcismon, nella zona del Grappa, che tra l'altro lo portarono anche ad avere alcuni screzi con, per esempio, con le alte gerarchie militari. Pensiamo nell'immediato successivamente, nei primi mesi del governo fascista, egli che in qualche modo ambiva a un incarico ministeriale, ma in realtà per il momento fu prima sottosegretario al Ministero del Tesoro, poi sottosegretario all'assistenza bellica, all'assistenza militare, quindi che era una costola del comparto delle finanze. Ebbene, ebbe notevoli lotte anche con Diaz, proprio perché De Vecchi diciamo, ambiva ad avere la decorazione massima, la medaglia d'oro al valor militare per le sue imprese in guerra, e Diaz era molto meno propenso a concedere queste cose, oltre appunto a interessi che erano un po' divergenti. Quindi si nota come un personaggio molto rilevante, e ebbe sicuramente un suo ruolo importante durante i mesi antecedenti alla marcia su Roma e proprio alle ore della marcia su Roma. La sua vicinanza con la corona e con la famiglia reale, importante, quindi ricordare come egli ebbe degli abboccamenti nei mesi precedenti con la regina madre, che in qualche modo perorò la causa dei fascisti, in qualche modo diciamo, diede una sorta di sponda almeno a quella parte del partito fascista, dei fascisti, che in qualche modo vedevano con interesse l'inserimento del fascismo all'interno dell'ordine precostituito dello Stato monarchico, perché poi questo è anche un altro elemento molto interessante da sottolineare. La marcia su Roma, col suo elemento imprevedibile, non dava una chiara definizione su quello che sarebbe avvenuto dopo, nel senso che se il re si fosse veramente opposto alla marcia su Roma e i fascisti avessero dovuto agire in maniera violenta, bene, questa azione avrebbe scardinato i capisaldi dello Stato monarchico, oppure in qualche modo si sarebbe salvata la faccia magari con un'abdicazione da parte del monarca. Diciamo che Cesare Maria De Vecchi rappresentava l'ala chiamiamola moderata, in realtà non era moderata, però diciamo per comodità, l'ala più conservatrice, quella più vicina alle istituzioni preesistenti, che in qualche modo volevano soltanto instaurare un governo fascista e non creare tout court uno Stato fascista che facesse saltare tutte gli elementi, i cardini dello Stato diciamo liberale. E questa sua posizione diciamo, poi lo contraddistinse nel periodo successivo, e tanto da far dire allo stesso Mussolini che non si governa con gli stessi uomini con cui si è fatta la rivoluzione. E quindi troviamo Cesare Maria De Vecchi conte di Valcismon, perché appunto poi gli venne concessa questo titolo nobiliare, che tra l'altro interessante, il suffisso di Valcismon divenne parte integrante del cognome, tant'è che oggi i suoi eredi si chiamano De Vecchi di Valcismon. Di Valcismon è diventato parte integrante del cognome, quindi è un elemento anche interessante nel capire come
la storia personale di questo politico poi abbia in qualche modo anche determinato il nome in cui è stato poi ricordato, e anche i suoi eredi continuano oggi a chiamarsi. E dicevo, la sua esperienza governativa poi in realtà finì governativa, diciamo, centrale, si esaurì, in realtà diciamo si interruppe per un periodo, perché come accadeva spesso ad altri suoi colleghi, Mussolini optò per allontanare molti dei suoi collaboratori più scomodi, o quantomeno coloro che potevano in qualche modo creargli problemi sotto vari punti di vista, mandarli al di fuori dei confini nazionali. E in questo caso De Vecchi iniziò a collezionare una serie di incarichi, diciamo, chiamiamoli diplomatici in senso molto lato. E quindi De Vecchi fu dal 23 al 28 il governatore della Somalia. Il suo periodo, questi 5 anni come governatore della Somalia, sono stati poi ricordati, sarebbero stati ricordati come molto duri, molto severi, e diciamo che la Somalia non era un luogo ideale, nel senso che era ancora all'epoca l'unione un po' artificiale di territori fino a quel momento ancora scollegati, erano sostanzialmente delle tribù, nel senso non c'era un ordinamento amministrativo politico, cioè il Regno d'Italia aveva in seguito a varie circostanze assommato vari territori che chiamava Somalia, ma in realtà la Somalia in quanto tale, come del resto oggi, no? La Somalia oggi sostanzialmente è uno stato fallito, perché comunque non c'è un elemento di aggregazione all'interno di un ordinamento ben definito, ma appunto all'epoca la situazione era molto complicata, e De Vecchi, senza badare al sottile, quindi con metodi molto, molto brutali e molto spiccioli, cercò di riorganizzare la colonia accentrando, quindi facendo sostanzialmente tabula rasa di molte delle consuetudini, delle attività, delle usanze che in quel periodo venivano svolte. E in quella circostanza appunto crebbe come dicevo, quei luoghi comuni che lo avrebbero poi contraddistinto ad essere sostanzialmente uno dei zimbelli preferiti di molti suoi colleghi, tant'è che si raccontava che un suo collaboratore, stiamo appunto a Mogadiscio, con in faccia l'Oceano Indiano, quindi con realtà anche climatologiche particolarmente diverse da quelle conosciute nel Mediterraneo, e sembra che un suo collaboratore gli dicesse: eccellenza, eccellenza, arrivano i monsoni. E secondo sempre questa barzelletta, poi ripeto, diciamo, prendiamola con tutti i benefici, e De Vecchi, che sembra non sapesse cosa fossero i monsoni, dice chiamate le truppe così ci opporremo ai monsoni. Dice no, ma eccellenza sono 20, ma possono essere anche 100, mandate le truppe. Quindi diciamo che questa barzelletta voleva appunto enfatizzare come il suo spirito molto sanguigno lo portava a voler guerreggiare in qualsiasi modo, e non si accorgeva che i monsoni erano dei venti e non erano delle truppe nemiche. Quindi questo è diciamo, non tanto il fatto in sé, appunto, probabilmente è un'invenzione, è una storiella inventata, però diciamo è sintomatica di come la percezione del personaggio dei Vecchi era in quegli anni sicuramente radicata. E De Vecchi, appunto, finito la sua esperienza in colonia, tornò in Italia e fu il primo importante incarico, fu anche qui collocato un po' ai margini della realtà politica italiana, divenne il primo ambasciatore presso la Santa Sede. Quindi a seguito del concordato, quindi in qualche modo erano stati ristabiliti, non c'erano mai stati, diciamo, rapporti diplomatici tra il Regno d'Italia e Città del Vaticano, vennero, diciamo, ufficializzati, perché non c'erano mai stati da quando, dal 70 in poi, e in qualche modo De Vecchi in qualche modo, diciamo, fu una sorta un abile tessitore nei rapporti tra
il Papa e il governo e anche il Quirinale, tant'è che egli fu artefice anche di degli scambi di visite tra il Papa e Vittorio Emanuele III, tant'è che appunto poi in quella circostanza il Papa, non era lui ovviamente, rientrò nel palazzo del Quirinale dopo che era stato diciamo brutalmente cacciato qualche anno prima, quindi diciamo in qualche modo vi è il ritorno del Papa, seppur da ospite, nel palazzo del Quirinale. La carriera di De Vecchi proseguì, divenne tra l'altro ministro dell'Educazione Nazionale, che era appunto l'attuale ministro dell'istruzione pubblica per capirci. Ah no, non si chiama più, non si chiama neanche più dell'istruzione, istruzione, università e qualche altro, e merito, quello che si chiama così, ecco. Comunque all'epoca si chiamava dell'Educazione Nazionale. E anche qui tra l'altro si collocava in un periodo particolarmente eclettico, dopo sarebbe stato sostituito da Bottai, che avrebbe fatto una riforma anche della scuola più o meno accettabile. Ebbene, anche qui De Vecchi si dimostrò particolarmente brutale, nel senso che fece rimase negli annali un suo discorso alla Sapienza all'Università di Roma, dove sostanzialmente si presentò in camicia nera con grande veemenza nel propugnare i valori del fascismo, l'educazione fascista, quindi diciamo fu sicuramente, entrò con potremmo dire con la delicatezza di un elefante in cristalleria, quindi diciamo che sicuramente non fu ben accetto dal mondo accademico, ecco, per rimanere in tema di università, e in qualche modo diciamo in quel momento secondo Mussolini era funzionale anche in quel senso, un periodo in cui, ricordiamolo, alla sede del partito c'era Starace, quindi diciamo che è uno scontro tra titani, soprattutto nell'educazione dei giovani, pensiamo appunto alle formazioni giovanili, quindi e allo stesso tempo come vi era un periodo abbastanza burrascoso anche nelle lotte che c'erano state e ci sarebbero state ancora nei confronti dell'azione cattolica, pensiamo all'educazione dei giovani anche in chiave religiosa, e quindi De Vecchi, che aveva un piede in Vaticano e anche un piede presso la corona, diciamo, rappresentava questa sintesi più o meno diciamo equilibrata di questo connubio. Sta di fatto che nel 1936 Mussolini si vuole liberare ancora di De Vecchi, tra l'altro nel 1936 interessante perché è il periodo in cui ascende Ciano, e Ciano non lo poteva vedere, nonostante tra l'altro Ciano avesse uno dei primi incarichi di Ciano Galeazzo, intendo, fosse come giovane diplomatico all'ambasciata italiana presso la Santa Sede, quindi dove aveva lavorato con De Vecchi. Tra l'altro De Vecchi era amico del padre Costanzo Ciano, quindi in qualche modo Costanzo Ciano aveva perorato la causa del figlio presso De Vecchi, tant'è che anche il rapporto tra i De Vecchi e i Ciano saranno mutevoli nel corso degli anni. Vabbè, sta di fatto che anche per colpa di Galeazzo Ciano, che in qualche modo non vede di buon occhio questo vecchio trombone, come lo soleva chiamare De Vecchi, tant'è che De Vecchi viene mandato a Rodi come governatore del possedimento delle isole dell'Egeo. Interessante, e questo De Vecchi sarà orgogliosissimo di questo, nonostante le isole italiane dell'Egeo, sostanzialmente Dodecaneso, quello che è comunemente chiamato Dodecaneso, in realtà non era una colonia. Ecco, molti pensano che fosse una colonia, ma in realtà non era una colonia, era un possedimento, ma diciamo gerarchicamente era superiore alla colonia, tant'è che quando De Vecchi parlava con suoi omologhi e aveva relazioni con l'Italia, reclamava il fatto di essere superiore gerarchicamente ai governatori di colonia, perché lui era governatore di possedimento, tant'è che le isole italiane dell'Egeo non dipendevano dal Ministero delle Colonie, ma dipendevano dal Ministero degli Esteri,
in cui in quel momento ministro era Galeazzo Ciano, quindi Galeazzo Ciano in qualche modo era superiore politico di De Vecchi, e potete immaginare come gli scontri fossero ancora sempre all'ordine del giorno, e Galeazzo Ciano ogni volta si andava a lamentare con il suocero di quanto De Vecchi fosse brontolone, fosse incapace, fosse ogni giorno, pure lì, perché pure lì, pure a Rodi e nelle isole, pure là fu un elefante in cristalleria, quindi contro le minoranze, vabbè lì cioè non c'era minoranza, era una maggioranza, era greca sostanzialmente, parlava greco, quindi però impose l'italiano come lingua ufficiale, come lingua da utilizzare anche nelle scuole, quindi tutta una serie di provvedimenti che andavano in controtendenza rispetto al periodo precedente, in cui c'era stata una maggiore tolleranza verso le istanze delle popolazioni locali. Quindi anche lì De Vecchi fu particolarmente veemente nell'affermare il totalitarismo fascista, appunto definendo quel possedimento come italiano a tutti gli effetti. Ormai era italiano, per carità di Dio, a livello politico almeno, però diciamo lo voleva imporre anche sotto l'aspetto culturale, etnico-sociale, con l'abolizione di una serie di usi, costumi, ritualità che appunto di cui diciamo come si chiama, i locali erano particolarmente affezionati e gelosi. Vabbè, sta di fatto che nel 40 scoppia la guerra, e De Vecchi è particolarmente pure lì veemente, vuole fare la guerra contro la Grecia. Diciamo che non ci serviva De Vecchi per fare la guerra contro la Grecia, sta di fatto che fu particolarmente caparbio nel creare incidenti diplomatici, quindi se magari serviva qualcosa per evitare la guerra alla Grecia, De Vecchi sicuramente non lo ha favorito che la guerra ci fosse, tant'è che appunto venne deciso che nel dicembre del 40, quindi poche settimane dopo la dichiarazione di guerra alla Grecia, venne rimpatriato e appunto venne sostituito nel suo incarico a Rodi. Il periodo successivo possiamo dire che fu particolarmente grigio, nel senso che non ebbe grandi incarichi, a parte quella di senatore, nel senso aveva appunto degli incarichi, diciamo, di rappresentanza, e faticò a imporsi, diciamo che nel periodo bellico, diciamo, la situazione era quella che era. Partecipò ovviamente alla seduta del Gran Consiglio del 24 o 25 luglio 1943, votò ovviamente a favore dell'ordine del giorno Grandi, e per una serie di circostanze riuscì in qualche modo a scampare alle vendette della Repubblica Sociale. Riuscì attraverso i buoni uffici del Vaticano a lasciare l'Italia, si rifugiò in Sud America. Poi per una serie di procedimenti diciamo giudiziari a suo carico, in qualche modo un po' era condannato, un po' diciamo in qualche modo riuscì a tornare in Italia attraverso diciamo degli sconti di pena, delle situazioni di favore al suo indirizzo, tanto di fatto che appunto venne rimpatriato. Poi diciamo era nel frattempo abbastanza in là con l'età, e per un'emorragia cerebrale diciamo morì, anche prima rimase paralizzato, diciamo purtroppo una fine vita purtroppo triste per lui, e in qualche modo poi morì nel 59. Quindi una vita particolarmente intensa, in cui si alternavano momenti di fortuna a momenti di sfortuna, però sempre contraddistinti da una malcelata approvazione di Mussolini, nel senso che lo utilizzava come gli faceva comodo, ma molto spesso lo mandava fuori dall'Italia per levarselo dai piedi. Questo è un po' il filo rosso che diciamo, finché gli faceva comodo era utile, poi quando non gli serviva in qualche modo cercava di liberarsene, sperando di fargli fare meno danni possibili da qualche parte. Grazie. Mancano 20 minuti, quindi ne fare altri due, insomma. Va bene, vabbè, cerco di essere più rapido. Vabbè, se no facciamo quelle che vuoi. Augusto Durati, mi chiama sempre Augusto Durati, sì. Augusto Durati, anche questo non è molto noto, soprattutto perché appunto
ha un cognome impegnativo, nel senso che l'omonimo socialista in qualche modo Filippo Turati lo oscura, e quindi nel ricordarlo, cioè, tutti dicono vabbè, ma Turati è Filippo, no Augusto, sì, chi è Augusto Turati? Beh, in realtà è stato un personaggio particolarmente interessante, anche lui ha avuto una sua varietà di incarichi, soprattutto legati al mondo del sindacalismo. Egli era originario di Parma, ma ebbe il suo feudo era Brescia, dove ebbe modo di sviluppare. Anche lui era ex combattente, tra l'altro uno sportivo, e aveva avuto varie attività anche agonistiche non indifferenti. Quindi diciamo che aveva una sua varietà di esperienze che in qualche modo lo resero appetibile per tutta una serie di incarichi via via crescendo. Ma la sua specificità fu appunto come redattore di alcune riviste, tra alcuni giornali, tra cui la Provincia di Brescia, appunto a Brescia, dove egli si contraddistinse per appunto la ricerca di istanze legate appunto alle esigenze dei lavoratori, tant'è che questa cosa poi lo portò molto spesso a scontrarsi anche con il mondo del latifondo, e in qualche modo non sempre cavalcava le istanze giuste, nel senso che erano quelle congeniali alla direzione prima del partito e poi del movimento fascista. Ma nonostante tutti i suoi difetti, era comunque un uomo anche lui, o potremmo dire onesto intellettualmente. Quindi la sua crescita, all'interno del partito fascista fu sicuramente contraddistinta da uno grande spirito anche di sacrificio, e uno spirito di grande di servizio. Ecco, potremmo dire che Augusto Turati fu passatemi il termine, il miglior segretario del partito che Mussolini potesse avere. Può sembrare strana questa affermazione, ma vi posso dire che Augusto Turati, che ereditava il partito dopo l'impegnativa e onerosissima gestione di Roberto Farinacci, e sappiamo come Roberto Farinacci, che era stato scelto nel 25 come il capo dei facinorosi messo nel posto per bloccare i facinorosi. È interessante come Mussolini utilizzasse determinate persone proprio per cercare di tamponare lo stesso, cioè venne chiamato come pompiere quello che fino a un giorno prima era un incendiario. Ecco, però ovviamente il periodo di Farinacci era stato particolarmente burrascoso, e quindi aveva bisogno, come in tutti i momenti, di un'anima di moderazione, che in qualche modo facesse decantare le tumultuosità del partito. Quindi il lungo periodo di Turati, che è dal 26 al 30, quindi 4 anni, che posso dirvi non è un periodo così breve. Pensiamo, sì, c'è stato poi Starace, che sarebbe stato quasi circa 7 anni, perché era un periodo lungo, però molti altri la media è stata 1 anno e mezzo, a 2 anni ci sono arrivati pochi, quindi diciamo che 4 anni è un periodo particolarmente importante. E Turati si occupò in maniera molto ligia, e questo ecco perché vi dico che fu il segretario migliore per Mussolini. Turati capì che il suo ruolo era un ruolo tecnico, non era un ruolo politico. Il ruolo politico era legato al governo. Il governo Mussolini, in quanto capo del governo, oltre ovviamente a tutta una serie di incarichi ministeriali, aveva il ruolo politico. Il partito aveva il ruolo di cinghia di trasmissione tra la politica, cioè il governo, e la società, la nazione. E quindi in questo periodo egli cercò sicuramente di snellire le strutture del partito, cercò di
anche rendere più qualificate le iscrizioni, perché appunto il partito in vari momenti sostanzialmente era e sarebbe divenuto una sorta di tesserificio, possiamo dire, di fabbricazione di tessere, cioè tutti devono avere la tessera, ma se tutti hanno la tessera, ovviamente l'adesione al partito è inflazionata e la qualità di quelli che sono iscritti al partito è assai scarsa, perché non ci credono, sono iscritti tutti, mentre appunto l'interesse di Turati e anche altri, insieme poi alla successiva segreteria di Giuriati, sarebbero stata quella di qualità e non di quantità. Ebbene, questo suo desiderio di migliorare le strutture qualitative e anche morali importanti del partito andavano ovviamente a cozzare con l'impostazione molto più brutale, molto più violenta che era stata contraddistinta dal periodo di Farinacci e che Farinacci continuava a gestire nell'ombra nel periodo successivo. Quindi Farinacci sostanzialmente dichiarò guerra a Turati e gli fece una campagna veramente da urlo, nel senso che cercò di sguinzagliare tutti i suoi prezzolati incaricati, anche creando ad arte delle prove che potessero definire Turati come omosessuale, come pederasta, quindi diciamo tutte le peggiori accuse durante il fascismo. Durante il fascismo, se tu eri un ladrone, se tu eri un corrotto, se tu avevi ruberie, potevi essere perdonata, ma se eri un pederasta, eri un omosessuale, avevi chiuso. E non era necessario che tu lo fossi veramente, era sufficiente che credessero che tu lo fossi, e quindi per Turati fu la peggiore delle sciagure. Venne cacciato dal partito, ottenne inizialmente degli incarichi come direttore della Stampa, come scrisse sul Corriere della Sera, ma ovviamente la sua condizione era pregiudicata e pure dopo venne sostanzialmente mandato al confino, venne incarcerato varie volte e poi venne mandato proprio a Rodi e poi in Africa orientale. Nel periodo successivo, dopo il 38 venne finita la sbornia della lunga segreteria di Starace, venne in qualche modo riabilitato, ma ovviamente la sua condizione anche fisica era sostanzialmente pregiudicata, tant'è che appunto poi morì nonostante appunto non ebbe grossi procedimenti penali nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, morì nel 55, ma vivendo con una eredità anche fisica, morale di stenti, in cui appunto questa situazione lo aveva profondamente infiacchito, per appunto aveva vissuto degli anni veramente tristi in cui appunto il fatto di essere stato segretario del partito diventava quasi una colpa più che un titolo meritorio, diciamo nel periodo del fascismo, intendo. Quindi un personaggio particolarmente interessante che va scoperto, va approfondito. Quindi per chi fosse interessato, anche qui troverà pane per i propri denti nel mio libro. Carlo Scorza. Carlo Scorza, un altro segretario del partito, l'ultimo segretario del partito, e un personaggio particolarmente interessante anche lui. Ha vissuto di numerose morti e resurrezioni, potremmo dire. Egli che lui era calabrese, ma visse la sua formazione anche politica a Lucca. Lucca che rappresentava, come del resto molte delle realtà provinciali toscane, sappiamo come la Toscana è stata un vivaio di gerarchi, di esponenti di un certo peso
anche legati a una continua lotta campanilistica, pensiamo appunto a Pisa con Buffarini Guidi, Livorno con Iciano, Firenze con Pavolini, poi c'è quindi diciamo queste realtà particolarmente Massa Carrara con Ricci, quindi diciamo tutte queste dinamiche particolarmente effervescenti e in cui si inserisce anche Scorza che può vantare un certo acume, non era uno sciocco, era uno che sapeva lavorare sodo e sapeva anche coltivare gli ambienti giusti. Il problema è che aveva di massima più nemici che amici, quindi tutte le sue conquiste vennero faticate anche con estrema violenza, non è che fosse uno stinco di santo, questo non è che dobbiamo santificare Scorza, ma diciamo che sicuramente non ebbe tutte queste incarichi gratuiti, nel senso che se li guadagnò con una certa anche capacità di farsi vedere con veemenza, con violenza nei confronti di Mussolini, tant'è che egli poi ebbe una serie di procedimenti anche giudiziari per una serie di attività squadristiche poco chiare, o quantomeno all'epoca erano poco chiare nei confronti di alcuni esponenti, tra cui si disse appunto poi diciamo i procedimenti penali non tanto a carico suo ma a carico del suo entourage sulla morte di Giovanni Amendola, quindi diciamo che vi furono delle vicissitudini particolarmente dibattute sulla sua azione politica in provincia. Vabbè, sta di fatto che comunque egli in qualche modo ebbe occasione di farsi ben vedere, ripeto, all'interno della scala gerarchica del regime, tant'è che divenne anche vice segretario del partito, solo che appunto ebbe sempre una difficoltà a trovarsi un protettore proprio. Sta di fatto appunto che tra la fine degli anni 30, scusa, tra la fine degli anni 20 e inizio degli anni 30 ebbe un primo allontanamento dagli organi del partito e quindi trovò un riscatto. Egli trovò nella milizia, nel combattimento, nel valor militare, possiamo dire, un suo occasione di riscatto, tant'è che egli partecipò sia alla la guerra d'Etiopia sia alla guerra civile spagnola nelle file come ufficiale nelle file della milizia, meritando tutta una serie di decorazioni al valor militare che in qualche modo lo riabilitarono e lo fecero riapprodare in maniera più illustre, possiamo dire, all'interno del partito. Tant'è che quando nel 1943, dopo una serie di sfortunate segreterie, pensiamo a quella di Muti, a quella di Serena, a quella di Vidussoni, con 3 segreterie particolarmente laboriose, onerose, il periodo bellico sicuramente non ha aiutato e i personaggi non erano i migliori scelti per quelle situazioni, Scorza venne chiamato sostanzialmente come ultima spiaggia, come viatico per cercare di rivitalizzare un partito che era ormai sfaldato, ma in realtà era sfaldato il paese, non è che si potesse far miracoli, nel senso che siamo ormai nella primavera del 1943, siamo alla vigilia sostanzialmente della caduta del fascismo, quindi non è che ci si potesse aspettare miracoli. E Scorza, secondo Mussolini, rappresentava l'occasione per rinfondere una certa fiducia, una certa vitalità alle ormai inchilosati ingranaggi del partito, però ovviamente non poteva far miracoli e nonostante tanti proclami, tanti discorsi che appunto ebbe a fare tra l'aprile e il luglio del 1943 si trovò le legnate degli rovesci militari, lo sbarco in Sicilia, ma diciamo, prima di allora appunto la definitiva occupazione da parte degli alleati del Mediterraneo, quindi in qualche modo diciamo,
la situazione politica internazionale non aiutava assolutamente neanche i problemi di ordine interno. Sta di fatto che in questa situazione molto ingarbugliata si trovò ad essere quasi un ebete, diciamo, ebete in senso tecnico, diciamo, non ebbe la capacità di reagire allo sfaldamento del partito, nel senso che è una situazione di situazione balbettante, potremmo dire, e quando si andò a costituire quella schiera sempre più solida, diciamo, seppur con anime diverse, che portò all'ordine del giorno Grandi, egli si trovò sostanzialmente tra l'incudine e il martello, sostanzialmente non sapeva cosa contrapporre a coloro che chiedevano la testa di Mussolini o quantomeno un riesame completo dell'intelaiatura dello Stato fascista. Dall'altra parte Mussolini aveva bisogno di un capro espiatorio o comunque di un elemento da poter sacrificare all'interno di questa situazione. E Scorza purtroppo per lui si trovò nella notte tra il 24 e il 25 di luglio a fare questo ruolo purtroppo di personaggio che si andava a sacrificare per un capo per il quale non aveva nessun valore, nel senso Mussolini sostanzialmente lo ha sacrificato in maniera così gratuita, perché sapeva appunto che è meglio perdere Scorza, che poi anche Mussolini avrebbe ovviamente perso la poltrona, però in qualche modo, diciamo, almeno all'inizio sembrava anch'egli destinato il primo delle vittime dell'ordine del giorno Grandi. Vabbè, sta di fatto che questo atteggiamento poco incisivo, perché in cui appunto non sapeva bene, non era riuscito neanche a opporsi bene ai cosiddetti congiurati, tant'è che venne anch'egli in qualche modo implicato nel processo di Verona. E verrà pure arrestato, nel senso che nonostante egli avesse votato contro l'ordine del giorno Grandi, anzi lui era stato il portavoce, il relatore di un ordine del giorno alternativo, cosiddetto del partito, in realtà era di Mussolini, ma che appunto non ebbe nessun voto, quindi diciamo era assolutamente ininfluente e superato da qualsiasi evento. Ebbene, quindi appunto anch'egli diciamo in qualche modo si trovò in difficoltà durante la Repubblica Sociale. La situazione si cambiò, diciamo, apparentemente dopo la fine della guerra. Venne comunque arrestato pure dalla giustizia, diciamo, democratica, quella del Sud. E in qualche modo però pure lui riuscì in qualche modo a scappare, a evadere e a rifugiarsi in Sud America. Rientrò in Italia dopo appunto una serie diciamo di sconti di pena, pure nel caso suo, cioè in qualche modo venne graziato, eccetera, e finì, diciamo, la sua vita in maniera pure lui defilata, con grandi difficoltà, anche con, diciamo, problemi di natura anche di salute. Quindi, diciamo, anche lui vide una vita abbastanza magra e sconsolata, nonostante appunto la sua diciamo altalenante fortuna all'interno del regime fascista. Quindi un personaggio particolarmente anche lui interessante, che ci racconta un'epoca, che ci racconta una sfaccettatura del fascismo, ci racconta un modo in cui Mussolini considerava il partito, ma allo stesso tempo un modo in cui Mussolini considerava dei personaggi utili alla sua causa e spesso sacrificabili, perché appunto era meglio che venivano sacrificati, venivano utilizzati come carne da macello prima di essere sacrificato lui, come appunto cioè i capri espiatori, in qualche modo dei parafulmini che in qualche modo gli ammortizzavano i frequenti scossoni che c'erano nel regime e nel paese. Se vogliamo concludere, abbiamo un po' di tempo, qualche Sì. minuto, Alessandro Lessona, insomma, Guarda, Alessandro Lessona lo liquidiamo presto, nel senso Alessandro Lessona è un personaggio
particolarmente interessante, intanto perché è tipo è morto centenario, è uno dei più longevi, è un personaggio che potremmo dire un uomo per tutte le stagioni, che visse la sua vita politica molto spesso millantando, e questo diciamo viene raccontato anche da molti suoi collaboratori e da persone a cui egli ha fatto le scarpe. Pensiamo a De Bono e a lui che appunto aveva avuto una lunga la sua principale attività politica fu all'interno del Ministero delle Colonie, che ebbe una serie di denominazioni diverse: Ministero delle Colonie, Ministero dell'Africa Italiana, eccetera. Fu prima sottosegretario di De Bono, poi sostanzialmente quando De Bono venne mandato in Africa orientale per fare la guerra contro l'Etiopia, sostanzialmente Lessona, anche perché era cugino di Alessandro Pirzio Biroli, che era uno dei comandanti militari in Etiopia, in qualche modo cercava di fare gli affari suoi, nel senso cercava di perorare la propria causa, e quindi perorare la propria causa significa fare le scarpe a De Bono. Quindi quando De Bono poi ebbe dei rovesci non indifferenti, in qualche modo se ne avvantaggiò pure lui, perché divenne ministro delle colonie, cercando anche di avvantaggiare il cugino, che appunto nel frattempo era divenuto dopo la guerra anche governatore di una di una delle zone della nuova Africa orientale italiana. Quindi un personaggio che, come dicevo, quindi ha vissuto molto spesso di intrighi, di magheggi, di maneggi, per cercare di molto abile, un sottile diplomatico, considerando che lui ha avuto durante la prima guerra mondiale era ufficiale di cavalleria, ebbe incarichi anche a Parigi durante il periodo della conferenza della pace nel 19, ebbe anche incarichi come capo di gabinetto di alcuni nelle segreterie di alcuni ministri della guerra. Quindi diciamo fu particolarmente capace di tirare l'acqua al suo mulino, anche, ripeto, millantando delle conoscenze. Alla fine degli anni 20 egli aveva delle conoscenze presso gli ambienti albanesi e aveva utilizzato queste conoscenze per far credere a Mussolini che in qualche modo avrebbe facilitato una maggiore predisposizione albanese verso il protettorato italiano. Quindi diciamo un uomo che in qualche modo dove lo mettevi stava, che aveva le conoscenze giuste, o quando non aveva le conoscenze giuste in qualche modo faceva finta di avercele, quindi lo veniva creduto, solo che pure lì i nodi vengono al pettine. Quindi alla fine nel 37, quando diciamo la situazione in Africa orientale era assolutamente catastrofica, nel senso, con la controguerriglia c'era stato Graziani che aveva fatto un macello a livello di gestione, appunto, che litigavano anche con i vari governatori, eccetera, tra cui appunto Pirzio Biroli, che era il cugino di Lessona. Sta di fatto che Lessona venne esonerato dall'incarico e sostanzialmente poi visse una vita abbastanza defilata, marginale, salvo riaffiorare dopo la seconda guerra mondiale come esponente del movimento sociale. Interessante che nel periodo dopo la seconda guerra mondiale fu per varie legislature deputato delle formazioni della destra, non solo il Movimento Sociale Italiano e altre unità monarchica, quelle formazioni, quella galassia di partiti e partitini che si collocavano a destra, una destra diciamo un po' nostalgica, ecco così, del panorama parlamentare italiano, e quindi in qualche modo egli fu molto attivo. Io ho avuto modo di leggere come si chiamano, i resoconti parlamentari, in cui lui portava delle istanze legate ai reduci, legate a problemi post-coloniali, legati anche a argomenti di politica internazionale, cioè aveva cervello, nel senso, e lo sapeva pure usare. Il problema è che molto spesso lo usava, come per molti altri suoi colleghi, per non interessi proprio così generali, diciamo, più che altro interessi un po' di bottega, e in qualche modo è sopravvissuto, non ebbe
non ebbe, che io mi ricordi, non ebbe grossi problemi di natura penale, tant'è che poi si era pure riciclato come cattedratico, perché appunto poi aveva una buona penna, quindi scriveva bene, quindi era stato anche nominato professore ordinario di storia politica coloniale, che in qualche modo gli ebbe pure dei meriti dopo la guerra. Quindi diciamo era uno che sapeva giocare le proprie carte, pure lui con alterne fortune, non è che andava sempre bene, però in qualche modo quando cadeva quasi sempre o in piedi o a mezza via, quindi in qualche modo riusciva sempre a rialzarsi. E poi, ripeto, è morto nel suo letto centenario, quindi più di questo non possiamo chiedere per lui. Grazie Giovanni, veramente grazie. Con questo Prego. chiudiamo questo miniciclo sui gerarchi fascisti, poi avremo più in là Giovanni che ci parlerà di Oh, Universe. per chi è interessato, io faccio Che libro, reclama, fallo vedere. i gerarchi fascisti, Fallo vedere. per chi, Sì. Newton Compton, Giovanni Cecini. Mostra il retro del libro, vediamo pure. Sì, anche qua c'è l'elenco di tutti quanti i personaggi che ci sono. Sono 30 biografie suddivise in, come diceva il buon Armando, in categorie, quindi i quadrumviri, i coloniali, gli estremisti, i puristi, i calcolatori, i diplomatici. Quindi ho cercato sulla falsariga del mio precedente volume, quello i generali Mussolini, in cui facevo dei macro gruppi all'interno dei quali, diciamo, c'erano delle comunanze. Ecco, allo stesso modo l'ho fatto con questi. Sono 30 biografie suddivisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 macro categorie, che in qualche modo ci raccontano dei pezzetti del regime, perché sennò pensiamo sempre che il regime è solo Mussolini. No, fu Mussolini insieme a tutta un'altra serie di personaggi più o meno raccomandabili, che in qualche modo ottenevano e davano un po' così una sorta di partita doppia del regime fascista. Grazie Giovanni, Di grazie. nulla, di Allora nulla. invito chiunque ad iscriversi al canale. Grazie. Sì, c'è un canale mio, Giovanni Cecini, Come dove il canale di Giovanni Cecini, che noi poi linkiamo, cosa mettiamo sì, Giovanni sì, Cecini, storia e cinema. Il sì. canale di Giovanni, poi i generali lui li ha trattati uno a uno, credo che abbia trattati a uno tu sul canale tuo, pure il Quasi tutti, sì, quasi sì, quasi tu. Su alcuni ho fatto degli Croata, approfondimenti un po' ricordo io. Roatta, adesso stiamo facendo Cavallero, che in maniera Cavallero ci offre ogni giorno delle perle della sua saggezza o della sua non so che. Vabbè, Vabbè, io questo ti è qua. ringrazio, se no poi Sì, vabbè, allora interrompiamo la registrazione. sì, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao.